all'inizio avete fatto un video parlando di siciliano tipo strano. Stasera invece c'è un altro video che è ancora più strano. Si tratta, è sulla base di 7 film elementari, ma è un cartone animato. Sì, abbiamo voluto dare anche, come dire, uno sguardo nel mondo dei cartoni per sempre portare avanti la nostra missione, che è quella di fare conoscere a quante più persone la musica siciliana. Quindi ci siamo voluti cimentare anche con i ragazzi, con i bambini, sperando di ottenere, diciamo, l'effetto desiderato. Il video si presenta molto colorato e appunto come dire, immaginato in un mondo di favole, quindi vi consigliamo di guardarlo, anche perché dalla prossima settimana si potrà trovare facilmente su YouTube. Questo è un inedito, Giuseppe, in pratica non è mai stato trasmesso. Stasera è la prima volta in assoluta e lo stiamo trasmettendo ad Alcamo. Noi abbiamo il piacere veramente di essere qui questa sera, c'è una grande platea, per noi è un grandissimo onore. È un inedito come video perché per la prima volta sarà trasmesso qui, poi magari si farà una presentazione così per gli amici che questa sera non potranno essere presenti con noi, ma è come canzone, una vecchia canzone, una tiritera, sette film non tare, per cui ci contiamo tantissimo anche per avvicinare quello che appunto stava dicendo Maurizio, i giovani alla musica siciliana, alla cultura siciliana, alla lingua siciliana. La regia di questo video a cartoni l'avete affidata sempre al famosissimo Baldo Messina. Sì, Baldo Messina ha lavorato veramente, come dire, cogliendo tutti i colori e i sapori del video in Canzone d'Amori, e quindi ci siamo cimentati in questa nuova avventura. Quando gliene abbiamo parlato lui era molto entusiasta, è stata una nuova scommessa perché lavorare sui cartoni animati non è facile, diciamo, realizzare un cartone. Il nostro è molto minimalista, proprio per mettere in risalto i colori e basarci specialmente sulle parole che noi comunque cantiamo durante il brano. Guardiamo al futuro, cosa propongono i Calandra e Calandra? Abbiamo finito già un brano, non anticipiamo né il titolo né quello che di cosa si tratta, ma oltre a finire il brano ci stiamo cimentando di nuovo a una nuova produzione videoclip. Riferito a questo brano che state preparando? Sì, appunto, per cui è presto, magari chiederemo l'aiuto, il supporto di molte persone che vorranno collaborare e cimentarsi in questa avventura, per cui prossimamente i casting su questo nuovo brano. Io so che su questo brano c'è uno scioglilingua. No, non vogliamo anticipare niente. Tu sai troppe cose, io te l'ho sempre detto, tu sai troppo. Sì, credo che sia forse credo che forse sia uno dei brani più allegri fra quelli che noi abbiamo realizzato, perché contiamo appunto di lavorare sui brani, come dire, molto movimentati. Già la vita è triste di per sé, quindi cerchiamo di sviluppare progetti che portino allegria. E poi, come hai detto tu, non so chi ti ha fatto questa soffiata, ma qualcuno dell'intelligence sicuramente. C'è anche un grazioso scioglilingua che speriamo diventi anche un tormentone futuro.